È in corso la seconda sessione del convegno Agrotecnici e la prova del futuro e come da aspettativa la giornata prevedeva un contatto col territorio e con gli attori del territorio ed eccoci qua, la seconda parte è proprio immersa nel territorio. Abbiamo continuato la giornata con una discussione proficua con il nostro Consiglio nazionale, con i nostri iscritti e lo abbiamo fatto all'interno di questa meravigliosa barca che ci ha condotto ad esplorare il nostro delta del Po, che è una riserva MAB UNESCO, e questo ci è sembrato il modo migliore per parlare di territorio e per parlarne a ragion veduta in una location che ispira anche pensieri alti. Questa seconda sessione è un'occasione importantissima per cementare il gruppo che si è creato e che sta crescendo anno dopo anno. Abbiamo qui oggi agrotecnici da diverse regioni d'Italia, dal Trentino, dall'Emilia, dal Veneto, dalla Lombardia in particolare, e durante lo streaming Facebook abbiamo avuto tutta la nazione collegata. Ho feedback da colleghi di Lecce piuttosto che da altre regioni d'Italia e questo serve moltissimo a dare la sensazione che lo sforzo che stiamo facendo per far crescere il movimento ha effettivamente un seguito e lo possiamo vedere oggi con la bella partecipazione e la discussione che è in corso ancora adesso all'interno di questa motonave. Il movimento cresce, il movimento porta a bordo anche nuove professionalità ed ecco che un forum come quello di oggi è veramente un evento traino per lo sviluppo della professione e per far entrare nuove idee e nuova linfa nella nostra organizzazione. Marica, giovane agrotecnico, questa giornata dedicata veramente al vostro settore, alla vostra professione, perché una giovane si è avvicinata a questo tipo di lavoro? Sì, buongiorno, io mi sono laureata in Scienze Naturali e nel 2018 ho aperto partita IVA, per cui ho avuto bisogno di un albo giovane che mi potesse tutelare, che mi potesse aiutare anche in termini di previdenza e soprattutto perché fosse riconosciuta anche la mia laurea appunto a livello lavorativo nei concorsi. E gli agrotecnici sono sempre stati presenti e assolutamente indispensabili nella mia carriera. Mi sono laureata in economia e ho fatto quindi un percorso di un altro tipo, poi esigenze familiari per riuscire a prendere in mano l'azienda di famiglia mi hanno portato ad aver necessità di avere un titolo professionale e ho trovato negli agrotecnici la mia casa ideale. Il gruppo è davvero interessante, bello, mi trovo molto bene, quindi oltre al livello proprio lavorativo questo gruppo riesce a dare visioni di futuro molto interessanti. Ecco, una domanda che facciamo e abbiamo fatto anche agli illustri interlocutori: c'è sinergia tra le passate generazioni e voi giovani? Io credo che questo ordine più di tanti altri sia riuscito a coniugare queste due anime, quindi l'animo della professionalità acquisita e quello delle nuove idee per il futuro, forte anche del fatto che è un albo che accetta anche laureati in varie professionalità, con varie professionalità e quindi con varie lauree diverse, tutto a favore di una visione complessiva e molto globale del futuro. Giuliano Mancini. Con Giuliano Mancini, segretario del Collegio degli Agrotecnici della provincia di Rovigo. Allora, l'importanza di questa vostra associazione, ma soprattutto l'eterogeneità dei vostri associati. Allora sì, effettivamente l'albo degli agrotecnici permette di poter sviluppare, di mettere in pratica varie professionalità nei più ampi ambienti, diciamo, professionali. Pensiamo che per esempio fra i nostri iscritti abbiamo degli ingegneri civili, abbiamo dei biologi, abbiamo dei naturalisti, abbiamo laureati in agronomia ovviamente, abbiamo anche diplomati agrotecnici, laureati in economia aziendale, in economia e commercio, quindi un albo che permette di sviluppare al massimo la propria professionalità a favore, diciamo, dell'ambiente e delle aziende del territorio. Io infatti per esempio lavoro da 30 anni in una cooperativa di mitilicoltura e di acquacoltura
come responsabile amministrativo. 3 anni fa ho sostenuto l'esame come agrotecnico e adesso posso mettere a frutto anche dal punto di vista professionale e personale, diciamo, anche l'esperienza che ho acquisito in ambito aziendalistico. Presidente regionale degli agrotecnici, della Federazione Agrotecnici, voi che aiuto date ai fruitori, agli agricoltori in generale? Allora, innanzitutto noi come professionisti, agrotecnici professionisti, diamo naturalmente a livello di consulenza, siamo molto presenti in tutto il territorio, anche per il gran numero di iscritti e di nuovi iscritti che si prospetta che avremo. Tanto per dire, il Veneto quest'anno avrà oltre 200 domande di partecipazione all'esame di abilitazione, per cui saranno un numero notevole di nuovi tecnici pronti a essere inseriti nel territorio. Noi inoltre abbiamo ultimamente delle collaborazioni abbastanza sentite, abbastanza fondate con l'università, sia nel mondo agrario, quindi Padova, ma anche con altri dipartimenti tipo biologia e chimica, oppure anche del settore economico. Quindi l'agrotecnico professionista o anche non professionista, dipendente eccetera, è una realtà che ormai si sta radicando sempre di più nel territorio a favore di un'agricoltura sostenibile, un'agricoltura moderna e un'agricoltura che possa dare un futuro a tutti i giovani, i meno giovani e a tutta la popolazione d'Italia. Angelo Zanellato, già presidente di questo collegio degli agritecnici. Allora, com'è cresciuto questa vostra associazione? Beh, la nostra storia di chi c'era prima di questo nuovo consiglio è una storia che inizia dal 95, dove c'era stato un po' di contenzioso rispetto alla gestione, dopodiché dopo diverse procedure siamo riusciti a stabilizzare il collegio e da lì abbiamo cominciato a fare delle attività di tipo informativo, divulgativo, per quello che era possibile fare in quei periodi, dove ancora nessuno aveva la mail, dove era difficile, diciamo, trovare e avere interlocuzione, però abbiamo sempre cercato di essere attenti un po' all'attività di crescita, seguendo anche il lavoro fatto dal nazionale. Siamo riusciti, con l'aiuto un po' di tutti, a incrementare il numero di iscritti, ma soprattutto a ringiovanire il cosiddetto parco clienti o il parco iscritti, e questo ci ha permesso oggi di realizzare questo convegno con il nuovo consiglio, ma soprattutto abbiamo avviato un percorso di rapporto di conoscenza anche con altri collegi, perché tante volte affrontiamo delle tematiche, delle problematiche riguardo al lavoro, riguardo all'ambiente, riguardo al rapporto con le pubbliche amministrazioni da soli, mentre invece questi argomenti sono argomenti che riguardano anche altri collegi, quindi aprire questa nuova opportunità di conoscenza, non solo di presenza del collegio ma anche del territorio in cui si vive, e quella di oggi è stata comunque una nuova motivazione per tutti, ci permette di affrontare, di confrontarci sulle tematiche che interessano un po' tutti. Questo modo di fare ci ha portato a vedere i dati che abbiamo visto oggi nella relazione, un incremento pauroso di iscrizioni al nostro collegio e soprattutto un aumento molto interessante dei passaggi da altre professioni alla nostra professione come iscrizione in Paia, che ci fa ben sperare per il futuro.